Ciao tifosi del Napoli! La nostra squadra sta sempre cercando di migliorarsi per ottenere risultati sempre migliori. Oggi abbiamo una notizia esclusiva che potrebbe influenzare il nostro mercato dei trasferimenti. Prima di entrare nei dettagli, vi chiedo di lasciare un like al video e di iscrivervi al canale per non perdere nessuna novità. Ora andiamo dritti al punto. Secondo Luca Marchetti di Sky Sport, il Napoli sta considerando diversi nomi per rafforzare la squadra. Durante il programma Al Forza Napoli sempre su Radio Marte, Marchetti ha fatto il punto della situazione sul mercato dei trasferimenti del Napoli. Per quanto riguarda il reparto difensivo, il sogno non così segreto del Napoli è Alessandro Buongiorno del Torino. Attualmente non c'è grande concorrenza per lui, ma dopo l'Europeo, l'interesse potrebbe aumentare a favore del Torino. Siamo ancora all'inizio delle trattative. Inoltre, Hermoso, Gudmundsson e Gyökeres sono altri nomi che potrebbero interessare il Napoli. Tuttavia, la discussione sull'esterno offensivo dipende da cosa accadrà nel mercato. Il Napoli ha già giocatori come Ngonge, Politano, Kvaratskhelia e Lindstrom. Se Lindstrom dovesse partire, potrebbe lasciare spazio a Cambiaghi. Ma secondo Marchetti, è necessario intervenire prima sulla difesa, poi sui trasferimenti e infine sulla finalizzazione della rosa. Un altro punto importante è che l'agente di Federico Chiesa parlerà con Roma e Napoli. Questo potrebbe aprire nuove opportunità per il nostro club. La parte tecnica della squadra di quest'anno non deve essere sottovalutata, poiché il Napoli ha una squadra molto forte. Tifosi del Napoli, cosa ne pensate di questi possibili movimenti di mercato? Buongiorno, Hermoso, Gudmundsson e Gyökeres sono i giocatori giusti per migliorare la nostra squadra? E come vedreste l'arrivo di Cambiaghi o Chiesa? Lasciate le vostre opinioni nei commenti, perché sono molto importanti per la nostra comunità di tifosi. Non dimenticate di mettere un like al video, iscrivervi al canale e attivare le notifiche per restare sempre aggiornati sulle novità del nostro amato club. Restate sintonizzati, perché nelle prossime settimane avremo ancora più notizie sul futuro del Napoli. Forza Napoli sempre!